Allora, Football Sicily DC ci vuole parlare di questo progetto, mister? Sì, diciamo che è un'iniziativa che abbiamo sposato qualche mese fa con il nostro segretario nazionale Totò Cuffaro, che era molto entusiasta, e quindi oggi abbiamo iniziato il nostro secondo allenamento, perché già il giorno 9 siamo stati su Terrasini per le province di Palermo e di Trapani. Oggi siamo qui per vedere i nostri amici di Agrigento, Enna e Caltanissetta, e poi sabato saremo a Belpasso per le altre 4 province. L'intento è quello di creare una squadra di calcio a 11 composta da tesserati, simpatizzanti, consiglieri, assessori, deputati e perché no, anche il segretario nazionale farà parte di questa squadra, per fare delle partite amichevoli di beneficenza in tutti i territori della Sicilia, dalla parte occidentale alla parte orientale, proprio per cercare di stare vicino alla gente attraverso lo sport, attraverso questa nostra iniziativa, portando avanti delle tematiche che possono essere inerenti allo sport, alla legalità, all'ambiente. Quindi noi cerchiamo di avvicinarci ai vari territori, proponendo, perché no, e ascoltando principalmente la gente. Quindi il nostro primo impegno ufficiale sarà il 14 ottobre a Roccapalumba per la sagra del Fico d'India. Ci hanno invitato, l'amministrazione era molto contenta e noi di questo ne prendiamo atto, come ringrazio il comune di Terrasini, come ringrazio il sindaco e tutta la giunta comunale di Raffadali, e come ringrazio gli amici di Belpasso. Alla fine si formerà una squadra regionale? Sì, è regionale, perché dato che ho questo incarico come responsabile regionale al Dipartimento dello Sport, intendo iniziare dalla mia attività, cioè del calcio. Io sono un allenatore di calcio, però questa è un'iniziativa che è aperta a tutte le discipline, perché il nostro sogno, il mio e quello di Totò, ma principalmente di tutti i democratici, è quello di estendere alle altre discipline, quindi avere una squadra di basket, di pallacanestro, di basket o pallacanestro la stessa cosa, di pallavolo, di tennis, di atletica leggera, ma già abbiamo delle piccole adesioni con associazioni che si stanno avvicinando a noi, e di questo stiamo lavorandoci. Non è facile, perché sembra la Sicilia piccola, ma per spostarsi ci vogliono impegno, sacrifici e tante ore. Quindi, però lo spirito anche di stamattina qui a Raffadali, pur essendo che siamo un numero ridotto, però l'importante è iniziare, di questo ne sono convinto, e pian piano poi diventeremo tantissimi e avremo modo di poter fare delle partite in periodi sicuramente più brevi, perché essendo in tanti si possono fare dei 2-3 eventi durante un mese, e quindi io mi auguro che questo si possa verificare, perché no, anche prima di Natale. Nome e cognome? Mi chiamo Giuseppe Giordano, vengo da Palermo, però per quello che è la mia passione per questo sport, adesso ne faccio 60, ma da 56, perché a 4 anni ho iniziato ad andare nelle giovanili della Juventus, perché papà era un operaio della Fiat, ci siamo trasferiti a Torino e quindi da lì è venuta questa passione. Ho fatto la carriera da calciatore, non tanto brillante, perché mi sono sposato molto giovane, però mi sono tolto molte soddisfazioni a livello da allenatore, e quindi oggi mi fa piacere che questo movimento, questo nostro obiettivo, questa nostra attività possa pian piano crescere, ma possa portare, perché no, anche un po' di serenità, un po' di brillantezza che manca, perché ogni giorno c'è tante cose da fare, tanto stress, e quindi venirsi a svagare per 2 ore credo che sia anche molto salutare. Fa bene alla salute. Cioè, questo sì.